Torniamo adesso a Vito d'Asio, dove c'è il nostro Daniele Paroni che ci racconta tutto sulla festa che viene ospitata nella località. A te la linea, Daniele. Eccoci, allora ci ricolleghiamo, grazie della linea, un collegamento rapido. Ho sradicato dalla platea l'assessore regionale Roberti e lo ringrazio. Allora, possiamo tirare la linea su questa giornata, assessore? È un bilancio estremamente positivo, abbiamo messo uno dei nostri tanti piccoli comuni al centro della montagna, oltretutto al centro del panorama istituzionale del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo celebrato una giornata importante che è importante per oltre la metà dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, ma io dico per la regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo constatato che, nonostante il fatto che sia un piccolo comune con poco personale, con tutte le difficoltà che può vivere un piccolo comune, l'organizzazione è stata eccellente, quindi sicuramente un bilancio positivo, come positivo il fatto che accanto al sindaco di Vito d'Asio ci sono tanti altri sindaci che si sono messi a disposizione per celebrare questa giornata con altre iniziative, e non solo della regione Friuli Venezia Giulia ma anche dal Veneto. Concludendo, lei è triestino ed è una sfida, visto che lei regge un assessorato che tutela proprio anche la lingua friulana. Non è una sfida e lo faccio veramente con piacere, lo faccio con piacere perché ci credo che sia un elemento di valore, è un compito sicuramente istituzionale quello di valorizzare le lingue minoritarie, ma è qualcosa in cui credo e quindi lo faccio con davvero molto ma molto piacere. Grazie assessore Roberti per la disponibilità, a voi. Daniele, sentiamo anche il sindaco di Vito d'Asio, Pietro Gerometta. Il sindaco di Vito d'Asio è comune ospitante la Fieste dalla Patria e dal Friuli. Allora Gerometta ha atteso tanto questo momento. Guardi, si può dire che sono anni che lo stavamo aspettando, e in questo ambito devo ringraziare il mio parroco Don Gerometta, che è andato ogni anno a dire la messa in friulano e ha cominciato un po' per scherzo a proporre Vito d'Asio, ma lo scherzo è diventato sempre più battente la sua richiesta fin quando è stata accettata, ed è quasi una scommessa questa, perché portare l'evento più grande per la nostra regione in un comune così piccolo come il nostro è una scommessa che noi siamo sicuri di vincere, anche per dare a quei comuni piccoli come noi l'input proprio che è possibile organizzare un evento di questo genere. Quindi è un invito che rivolgo anche ai miei colleghi: fatevi avanti, perché è importante che questo evento avvenga anche in quei posti più piccoli dove si respira ancora un po' delle vecchie radici del Friuli.